Quarta corsa condizionata sul miglio, 6 al via dopo il ritiro di Zaffiro Trio, 1 Annina, 3 Apocalipto, 4 Alpacino Treb, 501 MMG, 6 Astro del Nord. Seconda linea, 7 Zarbon del Sile, favori netti per Alpacino Treb, numero 4 Roberto Vecchione, che parte subito velocissima e va a condurre nei confronti di 01 MMG, che rimane al suo esterno. Vediamo. È partito bene anche Apocalipto, 0-1 cerca di farsi spazio in seconda posizione, ma lo spazio non c'è al momento almeno. Primi 200 svelti in 14 secchi, con Alpacino Treb che ha dovuto respingere 0-1 che si ripropone al suo esterno dopo 300 metri di gara, ma cerca di ricavare lo posto che non c'è alla corda, e quindi quarto iniziale addirittura in 28,7. All'esterno intanto ha preso posizione anche Annina, che va direttamente in schiena a 0-1, e a questo punto Roberto Vecchione cercherà sicuramente di rallentare notevolmente il ritmo. Tanto un parziale in 16,2 in curva per riprendere fiato. E percorsi esterni intanto si è mosso anche Zarbon del Sile, che va a fare pariglia, mentre c'è l'errore di Annina, che provava a venire in terza ruota dopo 750 metri di gara. Numero 1 Annina squalificato. Apocalipto e Astro del Nord, intanto 1 minuto e 6 decimi il passaggio agli 800, ma a questo punto il ritmo è decisamente scemato. C'è la terza ruota di Zarbon del Sile che viene via quando siamo all'altezza del chilometro per superare 0,1 MMG, mentre cerca da correre anche Apocalipto, che per il momento è rimasto un po' sui suoi passi. Ora cerca di rimediare, di tornare sotto lungo la corda. Intanto un parziale in 13,9 addirittura per il leader, sottoposto a duro attacco da parte di Zarbon del Sile. Più indietro Apocalipto, che per il momento non riesce a ricucire il gap con i primi due, entra in netto vantaggio addirittura d'arrivo Alpacino Treb, 3 lunghezze di margine su Apocalipto, che lungo la corda cerca di rinvenire su Zarbon del Sile. Poi lo scatto anche di Astro del Nord, retta finale con il successo mai in discussione per Alpacino Treb e Roberto Vecchione. Il secondo posto invece per Apocalipto, 1:13,9, 28,4 a chiudere. Davvero bella prestazione e bella conferma, soprattutto per Alpacino Treb dopo il successo romano al rientro. Oggi conferma condizione in ulteriore crescita, vince molto molto bene, e chiudendo in piena spinta Roberto Vecchione e Holger Ellerz con Alpacino Treb. Secondo posto per Apocalipto.